molto difficile al giorno d'oggi riuscire a combinare l'impegno, il proprio lavoro, la società, il futuro e quello che noi dobbiamo fare perché la società, attraverso i nostri figli, abbiano forse una situazione, una condizione migliore o comunque sicuramente migliore di quella che abbiamo avuto noi. Personalmente non mi posso lamentare perché vengo da una generazione molto fortunata che non ha vissuto la guerra. Sono nato durante la guerra, quindi la fame non l'ho sentita da bambino, perché quando hai 3 anni, 5 anni, le mamme ti danno da mangiare, poi cresci, vedi lo sviluppo, vedi tutto, però vedi anche un sacco di cose che se sei impegnato, se hai un'educazione, se hai un senso dell'impegno sociale, cominci a mettere in discussione. E al giorno d'oggi è molto difficile riuscire a combinare l'impegno, l'arte e la condizione umana. Perché tutto ciò che non ha a che fare con la condizione umana non è arte, è solamente perdita di tempo. Quindi voi stessi, qualsiasi mestiere voi facciate, ricordatevi bene che siete degli artisti in un modo o altro. Dovete capire il rapporto che avete con quello che avete dentro, che non sono formule matematiche, tecnologiche, che si possono mettere sui computer, non sono algoritmi, ma la vostra sensibilità va ben al di là dell'intelligenza artificiale, a meno che voi siate un oggetto artificiale. Quindi alla mia età trovo sempre più difficile e mi sento sempre più incazzato nel dover gestire il lavoro sotto una visione artificiale, direi quasi immorale, ma per fortuna è morto Berlusconi, così almeno adesso ci rendiamo conto che l'immoralità che ci ha portato via era immorale. La dignità sociale che ci ha rubato era importante. Eravamo un paese dignitoso e con lui, con tutte le sue forme, c'è stata una grande rovina, un grande bombardamento culturale, va bene? E quindi c'è stata tutta una grande deviazione culturale in questo paese negli ultimi tempi. Si seguono gli influencer che hanno 5.000 follower, si balla, si canta, ci si trucca così come te lo dice il telefonino, ci si rincognonisce sempre di più, copiando e non creando. Purtroppo molte persone vanno perse, molte persone si perdono per strada, facendo copiando esattamente quello che fanno gli altri. Quindi non considero loro. E nello stesso tempo però ho una grandissima considerazione nell'essere umano. E questa considerazione dell'essere umano si rivolge verso quella minoranza, che sono i giovani, ai quali noi vecchi continuiamo a dire quello che devono fare e dovremmo smettere di farlo, dovremmo lasciarli fare quello che vorrebbero fare e riuscire a capire nella poca nostra intelligenza e comprensione quello che vorrebbero fare e non cercare di fermarli, anzi dovremmo cercare di aiutarli, perché il futuro saranno comunque loro.
non c'è niente da fare. Questa minoranza di scappati di casa che non vorresti avere come figli, nipoti e forse neanche come amici perché sono complicati, sono loro che faranno il futuro del mondo. Quindi o si crede in questo o siamo quelle mezze seghe di umanoidi sopravviventi con le tecnologie manuali. Va bene? Quando avevamo 12 anni, il problema era la masturbazione, vero? Adesso uguale presidente, adesso il telefonino. Invece del pisello ci vai in mano il telefonino. Dobbiamo far andare il telefonino su e giù, che prima o poi viene. Da qualche parte verrà, da qualche parte ci darà l'orgasmo, di darci quella risposta che cerchiamo. Non una risposta diversa, perché non la vogliamo una risposta diversa. Vogliamo sentire e capire quello che vogliamo. Per quanto riguarda, adesso vengo su questo lavoro. Erano gli anni 80, prima ancora di sognare. Era un amico dell'assessore di Bologna, assessore che era Anselmi, non so se lo ricordate, che poi fece Rai 3. Era un uomo di sinistra molto simpatico, che dice: Riviero, mi piacerebbe ristrutturare il palazzo ducale qui a Bologna, ma non abbiamo i soldi. Io lavoravo in Benetton, sapevo che c'erano dei soldi per le affissioni. Dico: senti, io ti faccio le affissioni sui muri del palazzo e tu in cambio mi fai i palazzi. Non so se vi ricordate, a Bologna c'erano queste grandi facce di neri, di gente non voluta, non da tutti chiaramente, di gente non voluta che sono neri. Come si fa a avere neri in casa, no? Penso, era pieno di gente alternativa, siamo a Bologna, e con quei soldi lì furono rifatti, restaurati i palazzi a Bologna. E la cosa andò avanti per un po'. Poi quando, non so come gli succedono queste cose, arriva all'orecchio, dice Scampia. È chiaro che Scampia è interessante. Era un po' di tempo che volevo fare qualcosa qui. Però un punto nevralgico, è meglio di Sorrento. In un certo senso, Sorrento sono capaci tutti. Gestire Sorrento, no? Carini, va bene da mangiare. Scampia, certo questo problema Scampia. Non mi ricordo più bene, ma la prima cosa era sulle vele. Insomma, mi dice, ci sarebbe da fare qualcosa con i giovani a Scampia. E parallelamente ci fu questa idea, perché sono fortunato io. Parallela dice: dovremmo coprire i palazzi che stiamo ristrutturando con delle tele, famose tele che conoscevo. Infatti parlavo sempre di tele, dice quanto? 20 metri per 40, bisognava rompere i coglioni io sulle misure, perché mi interessavano le misure. E trovavo interessante in una comunità come Scampia, dove siete famosi al mondo per il gangsterismo, ma è ridicolo. E voi accettate e voi di Scampia accettate questa condizione, vi fa anche comodo. Non so, ogni tanto dico qualcosa che fa comodo, no? Io sono casalese veramente perché abito a Casale Marittimo, se casalese dico, ma è disumano
Dico, i gangster a Scampia quanti sono? Sono una minoranza, io spero. Non è che la maggioranza è gangster e poi ogni tanto ce n'è uno che è onesto, o no? Allora dico, non sarebbe male ricercare le minoranze, perché quando voi scrivete qui siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, per fortuna. Io ho fatto un reportage a Gerusalemme, andando a cercare a Gerusalemme i nemici che poi vivono insieme e vanno d'accordo, anni fa. Sono andato a fotografare le coppie che vivono a Gerusalemme, l'ebreo e l'arabo che vivono insieme. Sono andato a fotografare a Corleone, quelli che non sono mafiosi. No, quelli non si aiutano mai. Si fanno gli eroi sono i gangster in Italia, sono i Berlusconi. Allora dico, sarebbe mica male fare un casting, fare una ricerca di ragazzi e ragazze che pensiamo non siano di quel gruppo che non vogliamo, fotografarli in modo che siano unificati in un certo sorriso, in una certa visione, in una certa volontà positiva del vivere, una certa volontà positiva del vivere, e metterli insieme e dire noi siamo noi Scampia, non è l'altra Scampia. Ecco, questo è stato il progetto. Poi è chiaro, è facile raccontarlo, poi i 2000 dettagli per farlo, per arrivare alla soluzione graficamente e visivamente giusta, che sia leggibile per tutti, che non sia complicata, che non sia volgare, che non sia televisiva, che non sia di quel cattivo gusto della campagna della venite in Italia a fare le vacanze vestiti da come cazzo si chiama? Fatta la Sant'Anché speculando sui soldi nostri. No, ma ragazzi, ma è tutto così, altro che Scampia gangster. Ma voi dovete cominciare a fare qualcosa, voi sani, siete la maggioranza. Maestro, adesso sentirà il punto di vista di chi il quartiere lo conosce benissimo. C'è un intervento subito dopo il suo dell'assessore, perché il comune di Napoli è protagonista insieme naturalmente a loro. L'assessore che si occupa proprio di scuole, di ragazzi, è venuto apposta per darci il suo punto di vista. Posso invitare a farla intervenire? Bene, io ho finito, quello che ho fatto. Grazie.